Per fortuna, anzi, bentornati tanto per cominciare il rompiballe, 30 minuti del direttore, un weekend di sole che questa nostra terra ci regala in un gennaio che per fortuna si è un po' pacificato dopo le sferzate del maltempo degli ultimi giorni, almeno qui in questa nostra bella terra di Sardegna. Bentornati a tutti in questa rubrica polemica, apoditica, critica, analitica, quello che volete, con noi, con il sottoscritto e con il direttore di Report Sardegna 24, Simone Figa, che è tornato qui più forte che mai, più pimpante che mai, più rompipalle che mai, perché ve lo dico, non è soltanto una questione giornalistica, no, lo è anche nella vita privata. Infatti non immaginate quanto abbiamo dovuto penare con la locandina, che poi l'avvento, che poi di cui parleremo naturalmente dopo qui in questa nostra trasmissione. Intanto bentornati. Buongiorno a tutti, ti ho fatto sudare un pochettino, via. Pochissimo, ma non è tanto per il lavoro in sé che è anche simpatico, il problema principale è che il tempo in quel momento preciso era scarso, quindi ho dovuto mettere avanti il lavoro della locandina di questo evento di cui parleremo, per poter, dovendo poi fare altre 40 cose contemporaneamente. È un lavoro, il lavoro del conduttore è così. Comunque, cari buongiorno nostri amici, allora, prima di tutto mi fai dire una cosa? Prego, anche tu le sai le mie posizioni sull'America e su Trump e su Musk, giusto? Sei un trumpista e sanno più o meno tutti. Sì, lei è un trumpista convinto, so benissimo. Vai a cagare tu comunque in tutto questo c'è un problema che devo dirlo alla stampa di sinistra, alla stampa di destra, a tutti quanti. Con queste critiche che continuate a fare nei confronti di Musk, ci sarà un giorno in cui mi starà simpatico Musk sì. per essere corrente alternata rispetto a tutto il resto. Arriverà un giorno in cui dirò Musk è un figo, sarà difficile, però questa è la situazione. Vedete di smetterla di criticarlo, perché altrimenti qui mi costringete a fare una cosa che non voglio fare. Trampiano e poi trampiano di riflesso, quindi diventerà tutte delle cose. E quindi sarà così. Ci stanno, secondo me, qui molti si stanno convincendo che noi si sta diventando trampiani e maschiani, perché se continua di questo passo ci diranno anche di tutti i colori, anche di più. Cioè, ce ne dicono, quindi un più, non meno, cosa vuoi che sia. Comunque, vabbè. Andiamo a esaminare i fatti, misfatti. Sì. Allora, iniziamo dalla Sardegna. Sardegna. Iniziamo dalla Sardegna, dai, iniziamo da un fatto. Allora, ricordiamo, da una parte c'è la vicenda della destituzione della presidenza della Presidente della Regione per via di quelle vicende legate ai finanziamenti in campagna elettorale, che avrà un suo corso e che proseguirà, nel senso che noi ad oggi non sappiamo cosa possa succedere. Alessandra Todde ha presentato o presenterà ricorso, si valuterà, si deciderà e poi si capirà se ci sarà decadenza o non decadenza, e lo capiremo nel giro di qualche mese. Parallelamente, diciamo che il Consiglio regionale, possiamo definirlo così, è sostanzialmente fermo, al punto che ieri la giunta Todde ha votato la proroga dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio per il bilancio della regione. Il che significa, ricordiamo, che se si decide di proseguire con l'esercizio provvisorio non si possono fare spese extra, ma soltanto le cose normali, le cose di tutti i giorni. E questo è un problema anche dal punto di vista... Come? Comprare il pane, il giornale, il latte, Sì, sostanzialmente sì, per una regione quello è. E quindi ovviamente dal punto di vista giornalistico è una notizia importante ed è una notizia da dare. E io lo trovo abbastanza, diciamo, per una giunta che è stata appena eletta, hanno vinto le elezioni non più tardi di 9 mesi fa, non riuscire a approvare il bilancio e applicare l'esercizio provvisorio anche per il mese di febbraio, io la trovo una cosa sconcertante, lo dico francamente. Poi ovviamente mi diranno tutti, l'hanno fatto anche i precedenti, e io rispondo che era una vergogna anche quando lo facevano i precedenti. Diciamo che non c'è colore politico, quando non si riesce a approvare nei tempi, cioè entro dicembre, il bilancio di una regione e si arriva a prorogare e a utilizzare l'esercizio provvisorio, per me è una vergogna a prescindere. E questo, giusto per aprire e chiudere una parentesi generale, perché insomma,
Nello spirito del rompiballe c'è anche questo, e quindi lo volevo Sì, giustamente dire, così a no, cappello della non giusto, vicenda. non sembra giusto, ma giustissimo farlo notare, per il semplice fatto che l'amministrazione di una regione non si può e non si deve limitare al contingente e al quotidiano, deve essere comunque sia, siccome c'è un programma dietro l'insediamento di una giunta regionale, quindi un programma politico di azioni che vanno fatte per un fine, queste azioni devono essere perseguite, non è che uno si insedia e poi si limita a fare l'amministratore, grazie al cacchio. Certo, A questo certo. punto teniamoci direttamente un amministratore, diciamo così, ordinario, e evitiamo di spendere milionate in campagne elettorali, stipendi, eccetera, eccetera. Ci basta un amministratore che si occupi Fa del tutto lui e contingente. il problema è risolto. Certo, certo, sono d'accordo. Semplicemente, è semplicemente quello. Questo è per l'ennesima nota polemica, visto che qui di polemica non ne facciamo mai, no, sul No. fatto che ci sia un'eccessiva decentralizzazione della funzione amministrativa. Certo, per carità, ci deve essere, perché non si può essere centralisti a tutto tondo, ci deve essere comunque una decentralizzazione, ma a quel punto, invece di stare lì a rompersi a fare elezioni di consigli regionali per questo genere di cose, a questo punto mandiamo un prefetto, si occupa un prefetto, una specie di amministratore regionale, ognuno per regione, mi picchieranno i leghisti, cosa devo dire? Facciamo così, cosa volete che vi dica? Questo è quanto. Comunque, E quindi prego, questa era direttore. giusto la nota polemica, perché mi sembrava opportuno farla, non per altro, perché poi si è scatenata subito le polemiche, i sostenitori della TOD dicono che siamo di destra, e poi quando facciamo gli articoli contro il governo Meloni, i sostenitori di destra ci dicono che siamo di sinistra. Tutta questa roba qui che fa un po' ridere, perché il giornalismo, almeno per come lo intendiamo noi, è una roba seria, è una roba dove ci possiamo permettere il lusso di rompere le balle a chiunque in maniera molto libera, e quindi non siamo né di destra né di sinistra, ma siamo un giornale libero, giusto così, Sembra, con la non è una simpatia del cosa. caso. Sembra. Però raccontano i fatti, si esprimono delle critiche a prescindere. Se uno fa una cosa buona, uno dice ha fatto una cosa buona; se uno ha fatto una cosa sbagliata, ha fatto una cosa sbagliata, al di là delle ideologie. Credo che sia il semplice buonsenso, cosa molto rara in questo periodo, tra l'altro. Sì, tra le altre cose, infatti è proprio così. E comunque, Ma vabbè, guarda, ti dico la verità, sul versante regionale c'è veramente ben poco altro da dire, non ci sono novità. Ripeto, il Consiglio regionale di fatto è quasi statico, ci sono poche vicende. La questione della decadenza della TOD chiaramente è un tema che tiene sospesi tutti, e finché non si chiarirà quell'aspetto un po' siamo tutti nell'attesa, che sia dal punto di vista prettamente giornalistico che per la politica, dal punto di vista ovviamente di maggioranza e opposizione. La cosa curiosa è che io ho avuto modo, sai, al telefono senti qualche consigliere regionale, magari quello che conosci meglio, che magari è stato consigliere precedentemente, quindi lo conosci da un po', e sono tutti molto spaventati, sia in maggioranza che in opposizione. Prima di tutto perché se ci dovesse essere la decadenza si torna alle elezioni, il che significa che sono soldi da spendere, rimetterti in gioco, il rischio di non essere rieletto, insomma c'è da battagliare un po' per tutti, non è che sia una cosa semplicissima, se vogliamo Allora, dirla così. direttore, dunque, semplicemente fare una riflessione. All'inizio si pensava Anche che tu. la cosa sarebbe ricomposta, anche due, grazie, sarebbe ricomposta con la semplice discussione in Consiglio regionale, dove la maggioranza ha la maggioranza, e questa cosa avrebbe comunque sia dato origine a un percorso che sarebbe stato accolto, e quindi tutto sarebbe risolto a taraluce e vino. Ma evidentemente non è così, la procedura è molto più complessa e anche molto più rischiosa, quindi le nostre iniziali aspettative sono state disattese, ecco, in Sì, ma qualche io te l'avevo modo. detto dall'inizio che era così, che la situazione era più complicata di quello che si immaginava. E ti dico anche che realmente oggi noi non sappiamo come potrebbe finire tutta la vicenda. Noi sappiamo che c'è stata questa decisione di decadenza, che nasce anche da una serie di memorie presentate dagli avvocati difensori della TODE, e quindi è stata una scelta ragionata. Poi non voglio entrare nel merito, non è neanche il nostro compito, nel senso che è una roba talmente burocratica, talmente che diciamo che non è molto. Lo può diventare quando diventerà politica la vicenda, diciamo, mettiamola così. E quindi da questo punto di vista, dal punto di vista tecnico, io ti dico poco. Però ti posso dire molto dal punto di vista prettamente politico, cioè il rischio Certo. è realmente che ci sia la decadenza, e che quindi il Consiglio regionale debba votare
per la propria decadenza, per la decadenza della Tode e della maggioranza della Tode, o dall'altra parte magari dopo il ricorso il tribunale deciderà che non c'erano gli estremi per la decadenza e si prosegue, però rimane comunque il macigno, perché comunque sappiamo benissimo che l'opposizione strumentalmente utilizzerà questa questione per i prossimi 4 anni. Questo è, cioè noi comunque siamo in mezzo a una, diciamo, a 5 anni di legislatura che saranno complicati per chiunque. E di questo noi dobbiamo rendercene conto. E politicamente è un problema per tutti. E con in mezzo l'enorme questione monumentale, orrenda questione della speculazione energetica, perché ricordiamo, le cose stanno andando avanti, non è che sono fermate solo perché No, ecco, oltre al fatto che le due vicende vanno di pari passo, anche perché non è mai stato ancora chiarito bene la vicenda relativa ad alcuni fondi che sono arrivati alla Tode, che poi è parte della vicenda diciamo della sentenza del tribunale, e che potrebbero essere stati dei fondi, ovviamente voci, ovviamente niente di confermato, non la metto come una cosa sicura perché non lo è, dei fondi da parte di aziende del settore energetico, per dire. Questo è grave, questo è abbastanza... Sì, vabbè, ma ripeto, sono voci, ovviamente non c'è niente di confermato e io non ti confermo niente. Però questa è un po' la situazione e quindi per tutti è un problema, cioè realmente, ripeto, è una situazione talmente complicata dove io fossi al posto di un consigliere regionale della maggioranza e della maggioranza sarei chiaramente più in difficoltà perché chiaramente la mia presidente sotto attacco così è un bel problema. Dell'opposizione però allo stesso tempo, perché comunque il rischio è che sia... diciamo, denigrato, sputanato tutto l'intero Consiglio regionale. E questo è un problema, perché poi se succede se avviene la decadenza e si va a elezioni fra 6 mesi, 7 mesi, chi è che va a votare? Già, Quanti sardi vanno a votare? Chi è che ha più che altro voglia di andare a votare? Più che no, ma anche la credibilità scade, capisci? È una situazione veramente complicata. Io, infatti, esprimo solidarietà a tutti i consigli regionali, alla Tode, a chiunque, perché comunque è una situazione per chi oggi rappresenta le istituzioni di maggioranza e di opposizione dentro la giunta, assessori, presidente, tutti, è una situazione veramente difficile per tutti, ma molto difficile. Molto complicata, più che altro per il semplice fatto che, come giustamente il direttore ha detto, la credibilità. Oddio, non che ci voglia molto, ma la credibilità... Vabbè, certo, sono d'accordo con te, però... Quindi, Bel casino. Sì, passiamo oltre, direttore, se vogliamo occupare di altro. Guarda, ovviamente saltiamo la cronaca perché ci sono un sacco di fatti di cronaca grossa, media o piccola. C'è il fatto che l'unica cosa sulla quale vorrei un attimino approfondire è la vicenda dello sbarco dei migranti in Sardegna. Negli ultime 48 ore sono stati più di 50 migranti sbarcati sulle coste del sud della Sardegna. Io ricordo, e me lo ricordo perché ero presente a una conferenza stampa di Salvini a Cagliari qualche anno fa, quando allora non era all'opposizione. Mi sembra che fosse la campagna elettorale forse per le ultime regionali. Comunque, forse prima, comunque, qualche campagna elettorale. E diceva, quando noi saremo al governo non ci saranno più sbarchi in Sardegna, piribù, insomma, gli sbarchi ci sono ancora. E non dimentico la Meloni che diceva, te lo ricordi, il blocco navale, fantastico. Meraviglia. Io veramente... La più alta. È una gara a chi la spara più alta, in questo caso il blocco navale. È così. E comunque ci sono sbarchi continuamente, ci sono in Sardegna come ci sono nel resto d'Italia. E quindi, insomma, possiamo dire che le politiche migratorie del governo sono fallimentari? Sì, possiamo dire che sono fallimentari, sì. Ah sì. Sono molto efficaci. Tu sei buono, sei. Tu sei la parte buona della trasmissione. Beh, buona magari no, però sono magari lei arriva sempre con l'ascia, per cui io cerco di attenzione che saremo un direttore con l'ascia, quindi attenzione che potrebbe esserci un problema. Vabbè. Quindi il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, come si suol dire. Se vogliamo definirlo così. Vabbè,
Questa è la situazione, quindi se ci spostiamo dal governo regionale dove qualche casino c'è, ci spostiamo al governo nazionale, qualche casino c'è. È uno dei temi di grande dibattito e di grande casino è questo delle migrazioni. E che vogliamo dire che è collegata a questa vicenda di questo libico che abbiamo prima arrestato e poi in meno di 60 ore abbiamo accompagnato con un volo di Stato a Tripoli? Tripoli, bel suol d'amore. Andiamo avanti. Allora, raccontiamo questa vicenda. Stiamo parlando di Osama al-Masri Njem. Chi è questo personaggio? Che è considerato un uomo forte di Tripoli, che è stato accusato di stupri, torture, abusi, omicidi su migranti e quant'altro all'interno delle carceri di Mitiga che sta in Libia. E la Corte Penale Internazionale l'ha accusato di crimini contro l'umanità e ha spiccato un mandato di arresto internazionale. Questo qui è stato beccato in Italia ed è stato a Torino esattamente. Il 18 gennaio è stato preso e arrestato. Nel giro di 90 ore è stato scarcerato, l'arresto non è stato convalidato e poi è stato prelevato e portato nell'aeroporto di Caselle di Torino, fatto partire con un volo di Stato italiano e portato da trionfatore a Tripoli. Questo è quello che è successo in parole povere. Allora, io ovviamente la dico come mi viene, come ritengo che sia. Noi, il governo italiano è un governo particolare, è un governo che decide che le decisioni delle Corti Penali Internazionali si applicano a secondo di chi va bene o chi non va bene. In questo caso l'hanno arrestato per poi liberarlo. Se dovesse venire Netanyahu in Italia, che dovrebbe essere arrestato sempre per la Corte Penale Internazionale, lo lascerebbero libero di fare quello che vuole. Se dovesse arrivare Putin, invece, Putin l'arresterebbero. Quindi l'Italia, diciamo che è un paese di cialtroni, perché questo è l'unico termine adatto per definirli, ma e quindi questa è diciamo la parentesi tonda. Però sulla vicenda di questo qui c'è un tema che non emerge, cioè emerge, ma poi non è confermato da nessuno. Quest'uomo, che è un uomo forte del governo libico, senza ombra di dubbio ha un ruolo importante sulle migrazioni verso l'Italia dei migranti e quindi averlo liberato è un segnale che il governo italiano ha dato al governo libico di continuare a bloccare diciamo, la partenza dei migranti dalla Libia verso l'Italia, perché questo è un po' il tema di fondo. Io diciamo che vedo questo nel sottobosco della vicenda. Poi ovviamente il ministro ieri, rispondendo alla Camera a un'interrogazione parlamentare, ha detto cose burocratiche, che non c'erano i tempi adatti per l'arresto di qua, di là, non era stato firmato l'arresto e quindi è stato scarcerato per altri motivi. Però il nocciolo della questione è che noi abbiamo rispedito questo qui in Libia per dire al governo libico: ragazzi, ve lo stiamo ridando, tenetelo tranquillo e non mandateci migranti in Italia. Il nocciolo della vicenda è questo. Non è una novità, diciamo che non è una novità nella politica internazionale, di questo tipo di accordi ce ne sono stati molti, ce ne saranno sempre, ma ricorda molto l'andazzo degli anni '80, del rapporto, diciamo così, di convenienza tra l'Italia e molti paesi arabi e alcune organizzazioni internazionali non proprio pacifiche, ecco. Certo, sono d'accordo con te, infatti è quello il tema. Certo. Scandalizzarsi mi sembra superfluo, visto considerato che comunque è pratica comune dei governi fare accordi sotto banco per cercare di avere vantaggi politici o geopolitici particolari, quindi non è una novità. Ci vuole... No, ma infatti io non mi stupisco, è una roba, purtroppo è una roba normale, ma è così, come si dice, la politica è fatta anche di queste cose, quindi purtroppo ci sta tutto bene. Però il tema va affrontato, cioè il fatto che oggi in Libia ci siano delle carceri lager, delle situazioni estreme dove questi ragazzi che vanno via dai paesi dove c'erano principalmente i colonialisti francesi che li hanno sfruttati, trattati come delle bestie, scappano, vanno in Libia perché vedono l'Europa come unico sbocco per loro, poi vengono fermati in Libia, vengono rinchiusi in questi lager che non sono carceri ma sono lager, e diciamo che il tutto viene fatto con i governi europei, principalmente il governo italiano, che non chiude un occhio solo ma ne chiude due e dice vabbè, non abbiamo visto niente, chissà, tutto bello. Questo dobbiamo dircelo, insomma.
perché Certo, per essere seri questa roba ce la dobbiamo dire. Per chi continua a cianciare di problemi di sostituzione etnica e fessile di questo tipo. Buffonate. Siamo stancati di ripeterlo, ma semplicemente questa è una guerra che si utilizza, che si porta avanti con armi diverse, anche quella demografica. Questa è una guerra e la demografia in questo caso è un'arma. Quindi queste persone incolpevoli, spesso ci sono anche ovviamente dei personaggi, le persone che arrivano qua cercando di salvarsi la pelle dalle pene, dai delitti, dalle conseguenze dei delitti che hanno commesso nella loro terra. Ci sono anche questi, non sono pochi, ma ci sono anche tante persone incolpevoli e ovviamente con la prospettiva di una vita migliore, e sono utilizzate come arma inconsapevole di una guerra che, come dicevo prima, ha nella democrazia un'arma da impiegare strategica. Quindi, e poi c'è l'altro aspetto, c'è anche l'altro aspetto che un pochettino viene nascosto, è il fatto che poi con questo modello economico ipercapitalista, quelli che arrivano in Italia poi vengono utilizzati come manodopera sottopagata in condizioni estreme, perché anche lì per poter produrre diciamo si utilizzano gli schiavi moderni, che sono i migranti che arrivano dal Nord Africa, perché poi c'è anche questo tema che ovviamente se ne parla sempre poco, ma nasce da un modello economico fallimentare che è il modello capitalista. Questo è un dato di fatto. Un modello sviluppato in maniera abnorme, sbagliata, in maniera illogica. Il capitalismo non crea benessere, in questo caso crea semplicemente schiavitù. Quindi è la causa della via conseguenza. Vabbè, io sì, è più radicale, lo so. È come dall'altra parte il marxismo. Io ho molte perplessità che ci siano che questi modelli creino benessere, creano delle condizioni di vantaggio per alcuni, di svantaggio per altri. Poi la perfezione non esiste, diciamo che mi posso permettere il lusso di criticare due modelli contrapposti, ma che sono diciamo, le due facce della stessa identica medaglia. Insomma, questa è un po' la situazione. Condivido. In un'economia, in una società che funziona, ci vorrebbero esperti dell'uno e dell'altra fazione certo. E creano modelli ibridi, che secondo me è la cosa migliore. Bravo, sono d'accordo. Il buono dell'uno e il buono dell'altro messi in modo tale che si possano sviluppare benessere. E perché io guardo con attenzione ai BRICS? Proprio per questo, perché i BRICS, dove gli stati hanno modelli economici anche differenti tra di loro, creano quella specie di sintesi, e il progetto futuro geopolitico ed economico dei BRICS è proprio quello di sviluppare un modello alternativo rispetto ai due dominanti, quello socialista marxista da una parte e quello capitalista dall'altra. E questo è l'aspetto secondo me più interessante dei BRICS, lo dico senza problemi. Tra le altre cose, a proposito dei BRICS, ricordiamo che da quest'anno un nuovo paese che fa parte ufficialmente dei BRICS è la Nigeria. Ne parlavamo, no? Ne abbiamo parlato tante volte dell'Africa, di come sta cambiando. Della Nigeria non avevamo mai parlato, avevamo sempre parlato del Chad, dove hanno cacciato i francesi, di Niger, Burkina Faso, Mali e quant'altro. Adesso la Nigeria, che tra le altre cose è uno dei paesi più stabili, insieme al Senegal, sono i paesi più stabili in Africa, da un punto di vista politico, dove non ci sono regimi dittatoriali, dove ci sono dei governi veri e propri, perché ci sono le elezioni. Allora, il Senegal hanno votato da poco, ha vinto il ragazzo, tra virgolette, filo russo, e stanno facendo di tutto per boicottarlo. E in Nigeria, la Nigeria ha deciso di entrare nei BRICS. Il mondo cambia più veloce di quello che noi immaginiamo. Tempi duri per lei in Nigeria, prevedo. Sì. Tempi duri per lei in Nigeria, prevedo. Sì, decisamente sì. Caro mio, anche quello o noi capiamo come Italia che deve cambiare anche questo, cioè deve anche cambiare il rapporto tra noi e i paesi BRICS. Cioè l'Italia deve dialogare con questi paesi. Non è che stiamo parlando di 9 paeselli piccolini che non contano assolutamente niente. Stiamo parlando del Brasile, stiamo parlando dell'India, stiamo parlando della Cina, stiamo parlando della Russia, stiamo parlando di paesi e poi c'è la fila.
perché poi c'è la fila per entrare, perché adesso dopo che la Nigeria è entrata ufficialmente, in coda ci sono la Bielorussia, la Bolivia, il Kazakistan, Cuba, Malesia, Thailandia, Uganda, Uzbekistan, ce n'è una marea. Sono più di 30 i paesi che stanno chiedendo di entrare. E cosa facciamo? Cosa vuole fare l'Europa? Questo discorso è molto semplice, anche categorico, direi, senza farsi troppo, ma di questo si tratta fondamentalmente. E poi comunque la Nigeria sono 300 milioni di abitanti, ok? 300 vabbè, milioni di abitanti. scusami, è Ne perché vogliamo parlare? l'India sono 4 gatti, la Cina sono 4 gatti. Cioè Sì. rappresentano il mondo questi paesi, cioè BRICS da un punto di vista demografico rappresenta il mondo. Noi siamo una minoranza della minoranza della minoranza e anche dal punto di vista del PIL, i paesi BRICS sono i paesi che stanno crescendo maggiormente in tutto il mondo. E questo è il discorso. Quindi iniziamo a farci i conti seriamente invece di stare a preoccuparci. Sì. Giustamente, per carità, ma è il modello che è sbagliato. Un modello sbagliato porta anche a conseguenze sbagliate. Un modello sbagliato porta a tensione sociale. Se il modello sociale è sbagliato, porta anche a tensione sociale. Questo riguarda anche la questione di immigrazione, ma non ci stancheremo mai di ripeterlo. E infatti lo ripetiamo ogni volta, per cui non c'è molto da dire. Ma è importante dirlo, cioè non possiamo lasciare in silenzio queste cose. Senza dubbio. Verranno se cioè saremo sempre indietro, capito? Sì. Vabbè, Allora, chiudere parlando un po' di Stati Uniti, visto che ci siamo, il posto dove il direttore farà le vacanze estive quest'anno, farà 2 mesi di vacanze estive negli Stati Uniti, from coast to coast, dove mi vuoi godendo. mandare? No, io non andrò da nessuna parte. Così è brutta, direttore, sembra che gliela voglia mandare. Si fa un bel viaggio, 2 mesi from coast to coast, make America great again, make the director great again, e quindi si fa anche questo bel viaggio rinfrancante e rivigorante con la cultura americana che lei adora, per cui non aspettiamo altro. Sì, Il reportage. emozionato all'idea. Sì. Ascolta, invece, a proposito degli Stati Uniti, allora Donald Trump cosa ha fatto? Donald Trump ha iniziato ad applicare le cose che, insomma, le cose che aveva detto. Allora, il problema qual è? Il problema è che se da una parte aveva detto che avrebbe risolto il conflitto in Ucraina nel giro di, cosa aveva detto? 48 ore mi sembra, e non ci è riuscito. Il problema è che ha anche deciso di minacciare Putin, perché nell'intervento che ha fatto ieri lui ha detto sostanzialmente che o si chiude questa guerra o altrimenti saranno sanzioni e dazi per la Russia. Insomma, non è che sia un modo, e Trump l'ha detto, sì, non è che sia un modo dialogante per ripartire e arrivare alla conclusione di un conflitto importante, strano e particolare come quello tra la Russia e l'Ucraina. Insomma, diciamo che è un personaggio un po' particolare. Bisogna vedere come tratterà l'altra parte, il caro attore comico ucraino. L'ha trattato malissimo finora, l'ha trattato malissimo. Immaginiamoci il futuro per quest'uomo, non lo vedo molto roseo, per cui saranno martellate da una parte e dall'altra. Speriamo, io vabbè, attendo con ansia, non farmi. Tutti E siamo invece il saluto romano e non saluto romano di Elon Musk, cosa vogliamo dire? È una cosa imbarazzante. Ancora adesso dobbiamo sentire di queste fesserie. Poi il saluto romano. Allora, vi immaginate un individuo come Elon Musk che da ragazzo andava ai concerti in Sudafrica contro l'apartheid, fare il saluto romano? Cioè, nella sua biografia si è scritto chiaramente che lui una volta ha partecipato a un concerto contro l'apartheid, un concerto in Sudafrica, e ha dovuto salvarsi dalle violenze perpetrate dalla polizia nei confronti dei partecipanti, dei locali. Ok, questo è indicato nella sua biografia. Immaginate una persona che ha fatto questo tipo di esperienza diventare nazista così da un giorno all'altro. Ora, la logica non la capisco ancora di questa affermazione, poi basta guardare le fotografie degli altri comizi degli altri leader politici americani per vedere che tutti quanti più o meno hanno il loro bel braccio alzato. O sono tutti nazisti o evidentemente qui c'è un tantino di interpretazione viziata. Non so, direttore, cosa ne pensa, ecco. Cosa ne penso? Allora,
diciamo che a me, tu lo sai, insomma, gli americani a me stanno molto Sì. simpatici. Quindi No. anche questo io lo trovo folcloristico, ma è proprio nello stile americano. Musk è il simbolo uno dei simboli degli Stati Uniti d'America. Quello poteva anche essere un saluto romano, ma fatto in un'ottica diversa da quella che intendiamo noi, senza ombra di dubbio. L'America è così, è quella roba lì, è folklore, è gazzosa. Poi tu giustamente mi dici, Musk è uno che ha sempre votato a sinistra, è uno che ha partecipato a manifestazioni contro l'apartheid e tutto quello che vuoi. Oggi per interessi economici, perché poi il gioco è questo, lui, Zuckerberg e tutti gli altri, il censore Zuckerberg e tutti gli altri sono diciamo, al servizio di Trump. È l'America, punto. No, tutto questo dibattito su sta roba qui, io l'ho sempre trovata. Infatti, ti ho chiesto l'opinione perché volevo sentire giustamente anche il tuo punto di vista, perché non abbiamo avuto modo di confrontarci. Però per me l'America è sta roba qua. Cioè, l'America è fatta di questi personaggi, di questa roba qua, del folklore. Cioè, governa Trump, voglio dire, ha governato Biden, abbiamo dato il premio. Ma tu scusami. Ma il Nobel per la pace al coso, al presidente, come si chiamava? Obama. Te lo Sì. ricordi? Che ha fatto più guerre di chiunque altro. Il premio Nobel per la pace, mi sembra. Ha fatto più guerre di chiunque altro. Cioè l'America è sta roba qui, l'America si butta giù le torri gemelle da sola, l'America inventa guerre, inventa armi di distruzione di massa in Iraq. Che cacchio ti devo dire io? Sì. Fammi stare zitto. No, vabbè, semplicemente il discorso è sempre questo. Poi avremo sempre le nostre opinioni su Stati Uniti e quant'altro. Io mi aspetto interessanti colpi di scena in questi mesi barrani a venire, quindi io me li aspetto. Da lui, tu ti aspetti delle cose positive da parte di Trump? No, attenzione, mi permetto di specificare, direttore, non mi aspetto cose positive o negative, mi aspetto colpi di scena, in un senso e nell'altro, perché sono personaggi vulcanici, tutti e due, quindi non mi aspetto sorprese, colpi di scena. No, guarda, io te ne butto giù una. Secondo me questi due tra qualche mese bisticciano di brutto e finisce a casino tra Elon Musk e Donald Trump. Non so perché, ma ho questo presentimento. Potrebbe darsi che le loro personalità talmente debordanti possono trovare in qualche modo un equilibrio, ognuno fa sfracelli nel suo ambito di competenza e in qualche modo non si pesta nei piedi tra di loro e continuano. Certo, anche quello è possibile, è chiaro. Perché sono entrambi. Sì. Certo che a me fa ridere, adesso voglio dire, Musk intervista la segretaria nazionale dell'AfD, il partito di destra tedesco, e dice che l'unica soluzione in Europa sono insomma quell'approccio lì. Hanno come asse costruito, c'è Milei da una parte, quel cazzo di matto ultracapitalista, anarcocapitalista, c'è Donald Trump, Musk. Se domani mattina in Italia Giorgio Almirante si svegliasse, secondo me sputerebbe in faccia a Giorgia Meloni, che è alleata di tutta sta burrumballa qua. Io la vedo così, ecco, mi immagino la scena. Giorgio Almirante che entra in via della Scrofa nella sede di Fratelli d'Italia, guarda Giorgia Meloni e gli la sputa in faccia. Cioè che hai tradito tutto quello che potevi tradire sulla nostra storia. Non così, sulla nostra intesa la loro. Ma proprio per questo anche il mitico Enrico Berlinguer certo. Se il PD e penso sarebbe lanciafiamme, poi premo un colpo di telefono, arrivo all'Almirante, abbiamo sbagliato tutto, mettiamoci d'accordo e forniamo e sarebbe la sintesi perfetta. Avremmo trovato il partito post ideologico perfetto da questo punto di vista. Comunque la politica nel 2025, dai, va bene, lasciamo perdere. Chiudiamo con un grande evento. Aspetta, lei il grande evento. Allora, intanto premettiamo che il grande evento è costato lavoro, tanto lavoro, non solo da parte di me, ma soprattutto da parte del direttore che ha organizzato questa cosa con molto impegno, quindi abbiamo atto dell'impegno e della passione che ha profuso in questo evento che sta per essere portato insomma alla pubblica attenzione. Prego. Ho lavorato tutti in sintesi perfetta, è andata tutto molto bene, l'organizzazione è buona e c'è una bella sinergia e una bella collaborazione. Allora, iniziamo a spiegare questo.
che a Cagliari a febbraio, esattamente il venerdì 7 febbraio e il venerdì 14 febbraio, ci saranno 3 proiezioni di film prodotti da Russia Today e tradotti in Italia da Vincenzo Lorusso e da Donbass Italia. I 3 film che andremo a proiettare sono Maidan, la strada verso la guerra, che sarà proiettato venerdì 7 con a seguire un dibattito dove ci sarà Vincenzo Lorusso, Maria Rosaria Randaccio, un rappresentante dell'associazione sardo-russa Lada, e poi invece venerdì 14 ci sarà la proiezione di altri 2 film, uno è I bambini del Donbass e l'altro è Avdevka, il volto della guerra, e con a seguire il dibattito con Fabio De Maio di Terra dei Padri, Vincenzo Lorusso, Maria Rosaria Randaccio e un rappresentante dell'associazione sardo-russa Lada. Ci potrebbe essere una novità, non ve la dico, non ve l'anticipo adesso, per venerdì 14 potrebbe esserci un ospite molto importante in quella serata, però l'importante è che iniziamo a parlare di questo evento che si terrà a Cagliari in via Adige 11, c'è una bella collaborazione fra tante realtà che hanno voluto questa iniziativa. Ovviamente Radio Ascolto Live, Gabriele, tu hai dato il tuo supporto e ti ringrazio per tutto. E quindi diciamo che rompiamo la censura. A Cagliari abbiamo deciso di rompere la censura e di proiettare dei film che in altre città hanno tentato in tutti i modi di boicottarli. Abbiamo la Picerno, la parlamentare del PD, che farà di tutto per cercare di impedirci anche il nostro, ma siccome lo facciamo in una sala privata, facciamo quello che vogliamo e non sarà la Picerno a impedirci di fare la proiezione dei film. No, penso proprio di no, non penso che siano le condizioni di poterlo fare. Comunque, direttore, grazie del riconoscimento per anche un po' piccolo impegno che abbiamo profuso in questa cosa. Abbiamo cercato di fare un piccolo contributo a questa festa della libertà di informazione. Mi aspetto che durante la moderazione, durante l'intervento, lei a un certo punto faccia come Elon Musk, si alza, mette la mano sul cuore, fa il saluto così e poi dice iscrivetevi al canale di Radio Ascolto Live, così mi aspetto che lo faccia. Lo deve fare, per favore, lo faccia. Lo faccia, ci dica iscriversi al canale, non è quello, senza il saluto, basta l'invito, iscrivetevi al canale, poi il resto può salutare come vuole, che fa ciao, così, però insomma, se ci fa questo favore. Quello è ovvio. Grazie. Se lo farò, quello è ovvio, certo. Comunque ricordiamo, allora, venerdì 7 febbraio e venerdì 14 febbraio le proiezioni, via Adige 11 a Cagliari, con alle ore 18 tutte e due. 18, sì. Poi seguire dibattito con i vari intervenuti, la locandina poi verrà diffusa sia digitalmente che fisicamente, quindi vedrete i vari invitati al dibattito, avremo l'autore ovviamente Vincenzo Lorusso, Maria Rosaria Randaccio, poi avremo altri rappresentanti dell'associazione russo-sarda Lada, sì. l'amicizia Russa e Sardegna, poi avremo rappresentanti di altre associazioni che poi il direttore magari che dirà il resto, perché in effetti sono un po' di voto di memoria ce l'ho, però comunque vari intervenuti a questi dibattiti. No, vabbè, va bene così. Sì. Comunque, ovviamente che riparleremo anche la prossima settimana, insomma rilanceremo le iniziative, vi daremo qualche dettaglio, speriamo di darvi anche una bellissima notizia, insomma, però questo è. E sarà un'occasione per parlare del conflitto in Ucraina, sarà un'occasione per parlare di quello che è il contesto internazionale, sarà l'occasione per parlare con un giornalista che sta in Donbass, perché Lorusso vive in Donbass e lavora nel Donbass. Certamente, quindi sarà un'ottima occasione per parlare proprio di questo tema con una persona che vede sul campo le cose in maniera viva, vede l'evolversi della situazione proprio giorno per giorno, quindi un inviato più attendibile di così non saprei dove trovarlo, ecco. Quindi siamo proprio sul pezzo con questo professionista, questa persona. Detto questo, direttore, qualche spettacolino e poi andiamo ai saluti. Qualche spettacolino, sì. Allora, per quanto riguarda gli eventi, iniziamo da questa sera. Venerdì 24 ci sarà Luca Jurman in concerto a Cagliari al B-Flat insieme alla sua band e insieme a Chiara Blue, che è una cantante molto, molto conosciuta. Il prossimo evento sarà un reading musicale il 31 di gennaio di Luca Ozulu Persico, che così magari molti non dirà niente, ma ricordiamo è stata la voce dei 99 Posse, il famoso gruppo
musicale hip hop napoletano dell'area antagonista di estrema sinistra, che sarà al Jester Club il 31 di gennaio, mentre il 1° febbraio ci saranno i The Colvins in concerto a Ghilarza e lo spettacolo teatrale di Harry Potter a Cagliari. Poi a seguire andiamo avanti con Alice Mangione a Ussana l'8 febbraio e Sabina Guzzanti il 22 febbraio sempre a Ussana e via. Invece ieri è stato annunciato, ne abbiamo parlato al telefono ieri io e te Gabriele, fuori onda diciamo, è stata annunciata la tournée in Italia, quindi il ritorno in tournée degli After Hour, la band storica di Manuel Agnelli, che saranno in concerto a Cagliari. Ancora la location non la sappiamo, ma è ufficiale la data di Cagliari del 1° agosto 2025. Beh, non c'è male. Bel concerto, After Hour. Non sono un fan, ma sono sicuro che accorreranno migliaia di fan per vedere questo concerto veramente interessante. Ne sono più che certo. Poi, direttore, allora, direi che per adesso siamo ben postati così, sì, con gli eventi. Non mi pare che dovessi ricordare qualcos'altro. Che dire? Grazie. Abbiamo detto tutto. Abbiamo avuto qualche strano avvenimento in settimana, ma preferiamo non raccontarlo perché questione di discrezione massima, ma perché non ho informazioni, per cui non ho voglia di dare informazioni fuorvianti o dire cose che magari sono semplici opinioni personali. Un giorno parleremo anche di queste cose, ma non adesso. Sì. Comunque, però un giorno bisognerà parlare bene della cosiddetta controinformazione. Guardi, fosse per me, io organizzerei un dibattito sulla controinformazione, perché sì, ce n'è di tutto e di più. Dobbiamo un attimino tirare le somme, perché noi siamo piccolini. Parlo di Radio Ascolto Live, ovviamente, non parlo di Report Sardegna. Anche noi siamo piccolini, non è che... Mi permetto, noi facciamo un piccolo lavoro, una piccola cosa, diciamo che è una cosa molto amatoriale, se vogliamo, in questo momento. Non è una testata giornalistica, ci limitiamo a invitare persone a fare delle domande, parlare, dibattere e sviluppare delle idee. È un luogo di discussione, va bene così, non deve essere, non abbiamo soldi, non vogliamo soldi da dover gestire, non vogliamo contributi, non ce ne frega niente. Vogliamo capire che si può fare anche, diciamo così, per piacere di discutere, di sviluppare delle idee, di far sentire la propria voce, perché dovrebbe essere così in una civiltà, in una società dove la coscienza civile deve crescere, quindi spazi per sviluppare le idee, per discutere. Per cui è ora di fare una seria riflessione su quello che gira come controinformazione sulla rete, nei dibattiti, negli incontri, cosa c'è, cosa non c'è, che fini hanno, quanto c'è di politico in questo, quanto non c'è di politico. Bisogna fare una seria riflessione sulla controinformazione, perché poi ovviamente si finisce con l'essere vittima dei soliti calunniatori, dei soliti opinionisti che spacciano tutto questo come complottismo, o peggio ancora si viene tacciati di essere al soldo di questo o di quel paese straniero o di questo o di quell'organizzazione, e questo è il discorso. Bisogna fare una seria riflessione. Vabbè. La faremo? Senza dubbio. La faremo, lo sai che io non ho problemi a farle queste riflessioni. Troveremo un modo, magari organizzeremo un incontro, qualcosa. Rifacciamo un incontro con qualche ospite e vediamo un attimino di approfondire. Andiamo a litigare, perché la finiamo tutti a litigare. Basta, sei stato tu. Che divertimento, che spasso. Detto questo, allora, grazie ancora a Report Serena 24 nella persona del fisico corpulento e virile direttore. Corpulento nel senso, diciamo così, che lei presenza ne pone. Non è che sia un boiler, è che è una persona che fisicamente c'ha la sua presenza, volevo dire quello, insomma. Capito? Quando entra in una stanza, te ne accorgi che è entrato il direttore, non è che chi è? No, è il direttore di Report Serena 24, è entrato nella stanza, l'hai visto. Bella. Comunque, Report Serena 24 il giornale online che H24 riporta opinioni, informazioni, fatti, sempre in maniera libera e il più possibile indipendente. Piaccia o non piaccia così, e poi l'ascolto live che fa altrettanto, ma senza essere un giornale, è un canale, diciamo, è un allegro fischietto che ogni tanto suona per fare un po' di chiasso, ecco, cose di questo tipo. E poi ovviamente i canali, il giornale online, poi il canale su Odyssey, poi ovviamente ascoltare su YouTube, Facebook, X, canale di Trumbo, il canale Telegram, eccetera. Non sono le piattaforme, diciamo, i nostri canali di accesso. Noi abbiamo anche Blue Sky, ci siamo iscritti anche a Blue Sky, quindi abbiamo fatto X per gli amici di Elon Musk,
E per i nemici di Elon Musk ci siamo iscritti a Blue Sky, che è praticamente dove sono usciti quelli che sono usciti a X, sono confluiti a Blue Sky. E quindi noi siamo dall'una e dall'altra parte, in maniera molto come bipartisan. Sì, 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 esattamente. Bene, detto questo, grazie a tutti. Alla prossima puntata. Questa era l'Equibale 30 minuti col direttore. Ciao, ci vediamo in rete e poi fisicamente ci vedremo ai dibattiti. Ciao a tutti e grazie.